Tommaso Razzolini, ieri sera Donald Trump ha annunciato i dazi al 20% che comunque potevano essere ben peggiori. Diciamo che l'aspettativa era ben peggiore nel nostro territorio e la preoccupazione da parte dei nostri produttori si percepiva in maniera molto importante. I dazi sono arrivati e sicuramente non è un bene per noi perché l'aumento delle tassazioni non è mai un bene, soprattutto anche in queste situazioni di esportazioni, però un 20% rispetto a un 200% che si appunto un po' aveva paura dell'arrivo del dazio è tutta un'altra cosa. Sicuramente ci saranno una diminuzione di esportazioni ma molto ridotta a quello che poteva essere, ecco. Nonostante questo 3.000 operatori americani hanno confermato la presenza a Verona Fiera, il Vinitadi già da domenica, e quindi questo sarà sicuramente un punto di incontro, di confronto, di scambio, di condivisione e anche di ascolto per noi che saremo lì appunto a cercare di capire la situazione. Però hanno confermato, quindi vuol dire che ci sarà lo stesso un lavoro verso gli Stati Uniti. Per il mondo della GSG Conegliano Valdobbiadene è sicuramente un mercato importante perché insomma più di 3 milioni di bottiglie vengono distribuite in America con un valore circa di 20 milioni di euro, quindi questo sicuramente risulta importante. Su questo bisogna attivare sempre di più, ma già lo sta facendo il governo con il nostro presidente Giorgia Meloni, le vie diplomatiche. Oggi ha disdetto tutti i suoi appuntamenti e impegni perché appunto ha voluto riunirsi con i ministri più competenti a riguardo. Ne cito alcuni: il ministro Urso, il ministro Lollobrigida, ma anche i vice ministri Tajani e Salvini insieme anche al ministro Foti, per parlare appunto di questo e per confrontarsi sul tema. Ovvio che sarebbe auspicabile che non sia un muro contro un muro, ma appunto un dialogo, un confronto per cercare di smussare sempre più la situazione. Ovvio che oggi la scelta di Trump è una scelta che ha fatto prontamente perché ha guardato al suo interno, e quindi considerazioni che dovrà appunto poi gestirsi lui con i suoi cittadini e con il suo governo. Però sono scelte che comunque vanno a comportare delle dinamiche a livello internazionale, quindi anche noi dovremo sicuramente guardarci in maniera molto attenta anche ai futuri mercati emergenti in tema vino, ecco, e non solo.